Seconda corsa, una bella prova sul miglio per categoria AD, sono in 7-1 Deus Ex Machina Rob, 2 Enjoy Keycall, 3 Blackfire Horse, 4 Eloy Joe Francis, 5 Valzer di Poggio, 6 Capitano P. In seconda linea 7 Aaron del Ronco. Favori per Eloy Joe Francis in chiusura, macchina che accelera, Eloy Joe Francis veloce, attaccato all'esterno però da Valzer di Poggio. Valzer di Poggio insiste su Eloy Joe Francis che mantiene il vantaggio. Valzer però va deciso al suo attacco in 200 metri appena abbondanti, passa a condurre, 14-1 la spesa. Terza posizione che riesce a mantenere Deus Ex Machina Rob. Intanto il quarto iniziale se ne va in 29-3, un 15-2 di secondo parziale per Valzer di Poggio. Partito davvero molto veloce su Eloy Joe Francis. Numero 3 Blackfire Horse, Tanto squalificato. la squalifica per Blackfire Horse, se ne vanno i primi 600 metri di gara in 45-7. Rallentato ovviamente dopo il violento parziale che l'ha portato a condurre. Daniele Orsini salchi a Valzer di Poggio, si trascina Eloy Joe Francis, mentre per corsie esterne si fa luce ora Capitano P, e viene marcato però da Deus Ex Machina Rob che anticipa l'avversario. Lungo la corda guadagna una posizione Enjoy Keycall, poi anche Aaron del Ronco. Il chilometro di 1.17.1, lo scatto in terza ruota di Capitano P. Capitano P è contratto comunque da Deus Ex Machina, mentre Valzer di Poggio accelera a 400 dalla conclusione, parziale in 14-3. Serra sotto anche Capitano P ora, con Eloy Joe Francis che attacca, mentre lungo la corda è sempre Capitano P che segue le mosse di Valzer di Poggio, che entra al comando addirittura d'arrivo. A centropista ci prova ancora Deus Ex Machina Rob. Deus Ex Machina Rob scatta, lo scatto anche di Capitano P. Capitano P nel finale passa e vince nei confronti di Deus Ex Machina Rob, al terzo Valzer di Poggio. 29-7 a chiudere, 59-7 l'ultimo giro, e Capitano P fa la scelta giusta. Era all'esterno, poi si è sistemato in scia quando è stato anticipato. In scia al battistrada Valzer di Poggio, e poi ha vinto abbastanza bene, direi, Otello Zorzetto. Colpisce con Capitano P al rientro. Fausto Barelli al training per conto della signora Filomena Calesso. Era al rientro anche Valzer di Poggio che è calato nel finale. Il secondo posto quindi per Deus Ex Machina Rob.